L'alleanza che non ti aspetti perché trasversale. Sull'azione e sulle opere, Luca Zaia e Stefano Bonaccini sembrano condividere anche l'appartenenza politica, oltre alla carica di presidente di regione. Ma pur se gli schieramenti di Veneto ed Emilia-Romagna sono sostanzialmente opposti, i due governatori hanno nuovamente dato segno di grande stima e intesa reciproca. Bonaccini è venuto a Venezia per siglare con Zaia un percorso di intenti comuni, iniziando dall'autonomia, dopo le aperture del ministro Gelmini per individuare le prime materie da affidare alle regioni, proseguendo con le spine delle concessioni balneari, 700 in Veneto e 1067 nella vicina Romagna, per le quali nei prossimi mesi ci sarà da lavorare. Noi crediamo che sia giusto andare a gara, e ormai l'hanno capito anche i balneari, che però quelle gare debbano prevedere delle premialità a riconoscere gli investimenti fatti, il valore, la professionalità e l'identità di quello che rappresentano nei nostri territori, e poi garantire anche l'occupazione per tutti quelli che ci lavorano. Insomma, se siamo diventati un'industria turistica che fa gola al mondo e sono quasi tutte imprese familiari, quello vorrà dire che lì c'è stato un di più e una capacità di intervenire. Quindi gare sì, però si vedano premialità per questi requisiti che abbiamo detto devono essere, a nostro parere, garantiti anche in bontà, in ragione del fatto di proseguire in una costa adriatica che ha quel po' di qualità e di ospitalità che c'è invidiata nel mondo. Ma c'è tempo e modo per intervenire ancora su questo? Assolutamente sì, direi che c'è una base di lavoro, dopodiché abbiamo tempo fino al 2024 per chiudere tutta la partita, quindi i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Ovviamente noi sentiamo pulsare questa situazione, visto e considerato che siamo la regione dei balneari, siamo la regione delle 700 concessioni demaniali e sappiamo che dietro ad ogni piccola concessione c'è la storia dell'identità dei nostri territori. Ma l'asse Veneto-Emilia-Romagna è anche dettato dai confini naturali, un fiume Po e un parco da gestire insieme, grazie anche ai fondi che l'Europa mette a disposizione con il PNRR. 55 milioni del PNRR per la parte Ministero della Cultura, Franceschini, sono già stati assegnati e sono risorse che vanno su quello che è il parco del Delta del Po. I progetti dovranno essere gestiti dai due parchi regionali e dai comuni interessati. Noi confidiamo che tra quest'anno e il 2026 si possano fare tutti gli interventi che riguardano valorizzazione culturale, turistica e ambientale in un'area così pregiata, peraltro MAB UNESCO. E poi c'è il tema anche dell'asta del Po. Le regioni interessate, le 4 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, avranno a disposizione da PNRR oltre 350 milioni di euro. Anche qui noi abbiamo già i progetti pronti e vogliamo del giro di pochi anni di realizzarli, perché servono anche qui per un fatto di riqualificazione.